Nel contesto economico ugualmente critico, profilatosi durante il presunto anno della ripartenza, questo il 2022, nel quale una guerra è riuscita a rimettere in discussione anche quelle poche certezze in base alle quali fioca ma presente si intravedeva la luce in fondo al tunnel, la BCE, Banca Centrale Europea, ha ovviamente pensato bene di raffreddare la spinta inflazionistica aumentando i tassi di interesse, fatto che comporterà un aggravio degli oneri relativi ai prestiti alle aziende di circa 15 miliardi di euro, considerando, come recita il più recente studio della CGIA, Associazione Artigiani di Mestre, un aumento medio degli stessi del 2% in programma nel periodo compreso tra quello corrente e il prossimo anno, il 2023, incluso il previsto ulteriore incremento nel corso di questo mese. Nel 2022, ha calcolato ancora l'associazione mestrina, il valore medio del tasso è stimato allo 0,6%, con una crescita che l'aveva già fatto salire ad un ulteriore 2%, applicando la percentuale ai 749 miliardi di sostegni alle imprese, dato riferito a fine settembre di quest'anno. Nel 2023 tale intervento subirà un aumento del costo del denaro pari a quasi 15 miliardi. Ovviamente a risentirne saranno soprattutto le regioni più produttive del nostro paese, tra cui figura il Veneto e il resto del nord-est, al punto che è l'area settentrionale del paese quella maggiormente interessata, Lazio a parte. Il quadro macroeconomico, inevitabilmente sottolinea infine la CGIA, avrà ricadute gravi anche su spesa delle famiglie, investimenti delle imprese e, dulcis in fundo, costo del denaro pubblico. Per frenare l'inflazione la BCE ha aumentato i tassi di interesse e questa operazione la riproporrà anche nelle prossime settimane. Decisioni che stanno mettendo in seria difficoltà tantissime piccole imprese, anche nel Veneto, che vedono salire a dismisura i costi fissi con il rischio di scivolare fuori mercato per non essere più in grado di chiudere i bilanci in attivo.